Io sono Roberto Rizzardo, sono direttore in Beacon Dry. La nostra azienda ha una storia importante nella costruzione di macchine per l'essiccazione e quindi siamo specializzati in essiccatoi tradizionali, sterilizzatori, vaporizzatori e soprattutto macchine per la termomodificazione. Per termomodificazione intendiamo una modifica del materiale che avviene tramite l'esposizione di questo ad alte temperature, tendenzialmente temperature che vanno dai 160 ai 215-220 gradi centigradi in camera. Che cosa fa la termomodificazione? In un aggettivo direi che valorizza il materiale. A me piace fare un esempio semplice, che è quello del pioppo, che è considerato un materiale povero, un materiale che non si presta ad applicazioni in esterno. Con la termomodificazione si ottiene un risultato per certi versi strabiliante. Il materiale passa da una classe di durabilità, per esempio classe 1, quindi poco, 0-5 anni, a classe 5, quindi oltre i 50 anni. Credo che questo indichi più di tanti altri aspetti che cosa significa termomodificare e le potenzialità della termomodificazione.